tre numeri, 181 06. Combinazione di un astruso terno all'otto? Tutt'altro, la certificazione degli staccanovisti di Palazzo Ferrofini. 181 come le sedute che si sono tenute da quando la legislatura è iniziata nel 2015. 0 come il numero di sedute che 6 consiglieri regionali hanno saltato, ovvero nessuna. Sempre presenti Massimiliano Barisone e Sergio Berlato di Fratelli d'Italia, Manuela Lanzarin e Gabriele Micheletto della lista Zaia, Giampiero Possamai e Alberto Semenzato della Lega Nord. Sono loro i forzati del Consiglio, appena una seduta davanti a Pietro Dalla Libera, ora di Veneti Uniti, e Giovanna Negro di Veneto del Fare. Solo 6 dunque hanno fatto l'unplan in 3 anni di governo, gli altri a scendere, anche se di poco, come Andrea Zanoni, primo del PD con 179 presenze, o Bruno Pigozzo, sempre del PD con 178. In ogni caso situazioni estreme non ve ne sono, parliamo di cifre che tra tutti stanno sopra il 70%, ma non di sola presenza si può vivere, perché in un'attività come quella finora espressa da Palazzo Ferrofini, che ha visto presentare 121 progetti di legge regionale, 12 progetti di legge statale e 173 mozioni, serve anche fare e votare. Così capita che qualcuno nella fascia più bassa della classifica abbia una percentuale comunque alta di votazione a suo attivo, come dire ci sono quando serve davvero. Non vale comunque per i magnifici 6, tanto che il top di votazioni spetta proprio a uno degli staccanovisti, il leghista Semenzato, con il 96,84% di pulsanti premuti nelle sedute di consiglio. E quelli dietro la lavagna hanno la risposta pronta. Per la record woman di assenze, la Dem Alessandra Moretti, 52 volte banco vuoto, la spiegazione è chiara. Fare il consigliere regionale significa anche attraversare il territorio e toccare con mano le situazioni, dice l'ex Ladylike, e se stai solo a Venezia non lo puoi certo fare.